Buonasera alle principali notizie. A Niscemi oggi l'incontro della Premier Giorgia Meloni con gli sfollati della zona rossa e che dicono: abbiamo perso tutto ma vogliamo ripartire da qui, ora lo Stato trasformi le promesse in fatti. E la Premier Meloni annuncia 150 milioni di euro, mercoledì in Consiglio dei Ministri il decreto su Niscemi. A Messina per il triplice omicidio dei cacciatori il bracciante agricolo indagato si è finora avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo però alcune fonti investigative l'uomo avrebbe inizialmente ammesso di aver partecipato alla sparatoria ma senza riscontro nelle dichiarazioni ufficiali successive. Con le nostre telecamere siamo entrati nella maxi discarica nell'area comunale di Via Lorina, Siracusa, piena di rifiuti di ogni genere. La polizia ambientale sta indagando per accertare responsabilità e omessi controlli. Palermo ha assegnato la casa popolare allo Zen 2, il sindaco consegna le chiavi alla nuova famiglia. Nei giorni scorsi l'appartamento presidiato per evitare che entrassero abusivi. Dedicato al mare, il costume più elaborato premiato al Carnevale di Venezia. Autori una coppia di Santa Lucia del Mela in provincia di Messina. Calcio, il Catania punta il Trapani, il recupero in programma al Massimino mercoledì sera. Rossazzurri obbligati a vincere per accorciare le distanze dal Benevento. Calcio, striscia positiva del record per il Palermo al 13° risultato utile consecutivo, ma i rosanero restano quarti in classifica. Eccoci, buonasera. E dunque la Premier Giorgia Meloni oggi in visita a Niscemi. Al nostro TG le parole degli sfollati della zona rossa che dicono: abbiamo perso tutto ma vogliamo ripartire da qui, ora lo Stato trasformi le promesse in fatti. GR Italia. A Niscemi il silenzio delle strade evacuate si mescola alla voglia di ricominciare. A settimane dalla frana che ha stravolto il centro storico e costretto oltre 1500 persone ad abbandonare le proprie case, oggi gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni. In 13, in rappresentanza delle famiglie della zona rossa e delle attività colpite, hanno portato storie di paura, di perdita, ma anche di speranza. Tra loro Sergio Cirrone è uno dei primi a rendersi conto del movimento franoso. Abbiamo lasciato in fretta la nostra abitazione per salvarci la vita, abbiamo dato l'allarme, ma non siamo riusciti a recuperare nulla e quindi abbiamo perso la casa, abbiamo perso, no, come famiglia abbiamo perso la nostra casa, abbiamo perso la nostra attività sempre nel centro storico nella quale avevamo investito e quindi viviamo come tante famiglie e tante persone questa situazione drammatica e siamo in apprensione, in attesa di interventi celeri e risolutivi. La richiesta principale è una: tempi certi per i risarcimenti e interventi immediati per la messa in sicurezza. Ma il messaggio alla Premier è stato anche chiaro: Niscemi non vuole essere abbandonata. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. Il tema della sicurezza resta centrale soprattutto per chi dovrà rientrare nelle zone a rischio. Chi dovrà rientrare dovrà avere appunto la garanzia di poter ritornare in sicurezza e questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. L'incontro con la Premier ha lasciato un sentimento diffuso di fiducia, ma anche l'urgenza di passare dalle parole ai fatti. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. Perché tra le macerie e le case chiuse, Niscemi non chiede assistenza ma la possibilità di ripartire e il tempo per chi ha perso tutto è diventato la prima vera emergenza. Adesso sentiamo proprio la Premier Meloni oggi che ha annunciato interventi per 150 milioni, ma sentiamola. Per Niscemi c'è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizi per chi ha perso le case
ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e tre le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi, prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte, particolarmente per quello che riguarda il campo dell'agricoltura. Anche qui sono provvedimenti che sappiamo che sono provvedimenti significativi. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi alla fine, fino a aprile, vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti. Un operaio a Catania è precipitato da 4 metri mentre sul cestello di un muletto stava operando per un'operazione di inventario in una piattaforma di logistica a Belpasso. L'uomo è rimasto ferito in maniera grave ed è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ancora una volta avevamo segnalato, avevamo chiesto interventi. Oggi contiamo un lavoratore in gravi condizioni. Questa è la denuncia della CGIL di Catania. Veniamo al triplice omicidio dei cacciatori. In attesa del nuovo interrogatorio del 52enne bracciante agricolo indagato, si è avvalso ancora della facoltà di non rispondere. Secondo alcune fonti investigative, per l'uomo avrebbe inizialmente ammesso di aver partecipato alla sparatoria, ma senza riscontro nelle dichiarazioni ufficiali successive. Orazio Longo. La procura ritiene di avere un quadro chiaro nella dinamica dei fatti, che sarebbe stato confermato dagli esami balistici e dall'autopsia. Di certo c'è che il 52enne bracciante agricolo, indagato dai magistrati di Patti nell'inchiesta sulla morte dei 3 cacciatori sui Nebrodi nel Messinese, all'interrogatorio reso davanti al procuratore alla presenza dei suoi difensori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni l'uomo sarà ascoltato nuovamente in attesa del risultato di una serie di esami balistici in corso da parte del RIS. Speriamo che in quella sede, afferma il procuratore Angelo Cavallo, decida di rispondere alle nostre domande o ci dia una sua ricostruzione di quello che è accaduto. I fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, di San Pierniceto, e Antonio Gatani, di 82 anni, di Patti, sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco il 28 gennaio scorso nei boschi di Montagna Reale. Secondo alcune fonti investigative, l'uomo avrebbe ammesso di essere stato presente quella mattina e di avere partecipato alla sparatoria che sarebbe scaturita da un iniziale incidente. Ammissioni che però l'uomo avrebbe reso non alla presenza di un legale, non pienamente utilizzabili sul piano processuale, né tantomeno confermate durante l'interrogatorio ufficiale, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Insomma, tutto da vedere e verificare ancora nella ricostruzione del giallo. Intanto i legali del 52enne annunciano che presenteranno denuncia per violazione del segreto istruttorio. Potrebbe essere nella webcam del fucile della più giovane delle vittime la chiave del giallo dei 3 cacciatori trovati morti, uccisi a colpi di fucile sui Nebrodi nel Messinese. Gli investigatori stanno infatti analizzando il filmato per cercare di comprendere la dinamica dei fatti, cosa non semplice perché il video girato nel bosco all'alba sarebbe poco chiaro. Adesso a Siracusa le nostre telecamere accendono i riflettori su una maxi discarica nell'area comunale recintata in via Elorina, vicino all'eliporto. Con rifiuti di ogni genere, la Polizia Ambientale sta indagando per accertare responsabilità e eventuali omissioni di controlli. Francesco Aloi. Tonnellate di rifiuti sparse ovunque, visibili anche dal satellite. L'Expo dell'immondizia è qui, in quest'area comunale, accanto all'eliporto. Riusciamo ad arrivare fin dentro, anche se poco dopo qualcuno non ci vede. Chiude il cancello e restiamo bloccati. Per liberarci arriva anche l'assessore all'igiene urbana. Sono stato raggiunto telefonicamente dal consigliere Cavallara, dove mi diceva appunto che c'era un giornalista, e appunto lei, chiuso qua in quest'area
comunale, quindi siamo precipitati con i dirigenti per capire, insomma, io onestamente la volta che entro qua dentro. I rifiuti sono nascosti anche dalla vegetazione. Come potete vedere c'è di tutto, pure questi libri dell'Inda sulle rappresentazioni classiche, e c'è chi parla di bomba ecologica. Ci sono rifiuti Inda, c'è di tutto, dobbiamo capire adesso di chi sono le competenze e le colpe. Ma a scoprire tutto qualche giorno fa era stato il consigliere d'opposizione Cavallaro. Ho segnalato subito questa cosa agli uffici, oggi sono dovuto nuovamente intervenire per risolvere un inconveniente che si era verificato, quindi ho chiamato subito l'assessore. Intanto ogni centimetro dell'area è stato fotografato dalla polizia ambientale e non è da escludere che la procura ne possa disporre il sequestro. 50.000 euro in contanti il furto messo a segno nel weekend nella sede dell'asta in via Ugo La Malfa a Palermo. I ladri sono andati a colpo sicuro puntando a un armadio parzialmente blindato e alla cassa bancomat dove gli autisti depositano i soldi delle corse segnando con un flex l'involucro metallico. E restiamo sempre a Palermo perché si è concluso il presidio civico durato per tutto il fine settimana per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare allo Zen 2. L'immobile è stato consegnato infatti nel pomeriggio alla famiglia di 8 persone, legittima assegnataria. Maglio Viola. È stata consegnata ad una nuova famiglia oggi pomeriggio all'abitazione popolare dello Zen 2 a Palermo, che per tutto il fine settimana è stata presidiata per impedirne l'occupazione abusiva. L'immobile era stato restituito al comune da una famiglia assegnataria che aveva deciso di lasciarlo dopo varie minacce. Vista la situazione, l'assessore comunale all'emergenza abitativa aveva lanciato una vera e propria staffetta a un presidio civico, restando personalmente in quella casa per tutto il fine settimana, raggiunto da altri assessori, dal sindaco, dal parroco del quartiere, da tanti volontari. Oggi pomeriggio il primo cittadino ha consegnato l'abitazione a una famiglia di 8 persone, 2 adulti e 6 minori. Abbiamo voluto dimostrare che essere indignati si può e si deve quando vengono commessi reati, perché di questo si tratta, che offendono la dignità della persona e il diritto alla casa. Ora bisognerà accertarsi che anche questa famiglia non venga cacciata, ma il clima nell'isolato è cambiato. In questi giorni anche i vicini di casa hanno partecipato in qualche modo al presidio. Grande collaborazione istituzionale, ma grande solidarietà della città, della comunità, per dimostrare che lo Zen non è un ghetto isolato, ma è un quartiere di questa città dove ancora di più lo Stato deve entrare per garantire in maniera finalmente, auspicabilmente definitiva, trasparenza, legalità, correttezza dei comportamenti. Continueremo a monitorare la situazione e ad assicurare la necessaria sicurezza alla famiglia che da oggi abiterà questa casa, ha concluso l'assessore Ferrandelli. No Maranza è la nuova associazione dello chef palermitano Natale Giunta che prosegue la sua battaglia contro chi delinque nei locali e rovina la movida. Marco Gullà. Lo chef palermitano Natale Giunta rilancia e prosegue la battaglia contro i cosiddetti Maranza, un percorso contro aggressioni e intimidazioni che ha anche richiamato tante critiche sui social quando il cuoco imprenditore nel suo locale aveva affisso un cartello che vietava l'ingresso a determinati personaggi. A breve sarà presentata un'associazione che si chiamerà No Maranza, un nuovo segnale per dare un sostegno ad imprenditori, giovani e commercianti per segnalare episodi di violenza e minacce. Giunta nelle settimane addietro, a causa proprio del suo divieto, è stato anche minacciato e in diverse serate, come lui stesso ha raccontato, ci sono stati disordini davanti al suo locale proprio perché alcuni ragazzi non erano stati fatti entrare dopo alcune segnalazioni. Anche questa nuova iniziativa di Natale Giunta ha spaccato il popolo social. C'è chi approva pienamente l'idea dello chef, chi invece lo addita come classista e fuori contesto. Natale Giunta però va avanti e nei prossimi giorni battezzerà la sua nuova associazione. Poi una breve pausa, poi ci occuperemo del carnevale. Pensate, un abito, un costume elaborato siciliano viene premiato al Carnevale di Venezia. Il Mar Mediterraneo al Carnevale di Venezia nella storica piazza San Marco, tra pizzi e costumi, premiata una coppia di Santa Lucia del Mela nel Messinese. I loro abiti ispirati al mare sono le maschere più elaborate del Carnevale veneziano. Desira Ferlito.
Tutta la bellezza, i colori e le sfumature del Mar Mediterraneo in un vestito. La Sicilia premiata allo storico Carnevale di Venezia, tra pizzi, maschere e costumi meravigliosi. A trionfare con l'omaggio al Mar Mediterraneo Maria Lipari e il marito Salvatore di Santa Lucia del Mela nel Messinese, entrambi appassionati del carnevale, veterani della competizione dal 2018, ogni anno con un tema diverso, l'estate, la primavera, l'inverno, tutti abiti realizzati a mano, curati nei minimi dettagli, oltre 6 mesi di lavoro e tanta passione. I loro abiti, ispirati al Mare Nostrum, sono le maschere elaborate più belle del Carnevale di Venezia 2026, la premiazione tra applausi e un pubblico numerosissimo in Piazza San Marco, salotto del Carnevale veneziano. Oltre 200 le maschere che hanno sfilato in piazza, provenienti da ogni angolo del mondo ad esibire le proprie creazioni, dagli abiti futuristici a quelli storici, ispirati alle fiabe o addirittura ai Giochi Olimpici. Il Carnevale di Venezia conferma il suo fascino internazionale tra storia e spettacolo. Si intitola Sub Tutela Dei, la mostra itinerante sulla figura del giudice Rosario Livatino, che fa tappa anche a Ragusa. All'interno del Palazzo di Giustizia la storia del giudice ragazzino che continua a essere simbolo di fede vissuta ed impegno per la giustizia. Veronica Barbarino. Un professionista ispirato dai principi cristiani e dall'amore per la giustizia. Ucciso nel 1990 a solo 38 anni dalla mafia d'Agrigento, il giudice Rosario Livatino viene raccontato a distanza di oltre 30 anni in una mostra itinerante in tutta Italia e oltre confine che oggi fa tappa anche a Ragusa. All'interno del Palazzo di Giustizia, infatti, 35 pannelli con testi dei suoi diari, immagini e contributi audio-video ripercorrono la formazione personale e professionale del giudice ragazzino, il contesto storico e sociale in cui operò, il martirio e la beatificazione. Il primo magistrato beatificato nella storia della Chiesa è una presenza in grado di parlare a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Ci indica un percorso attraverso il quale la relazione con le cose quotidiane diventa relazione con il significato più profondo della vita. Un eroe contemporaneo, esempio della lotta contro la mafia e testimone del coraggio di non arrendersi di fronte alla sopraffazione della criminalità. La mostra Sub Tutela Dei è visitabile fino al 20 febbraio ed è un'occasione per riscoprire un uomo che ha fatto della giustizia una missione vissuta, come amava scrivere, sotto la tutela di Dio. Una breve pausa e poi la pagina dello sport, gli impegni per Palermo e Catania. Eccoci al calcio, il Catania concentrato sul campo per il recupero in programma mercoledì contro il Trapani al Massimino. I rossazzurri devono vincere per accorciare le distanze dal Benevento e evitare la fuga dei campani. Francesco Triolo. L'imperativo è rialzarsi subito perché il pareggio di Siracusa ha rallentato quella che doveva essere la rincorsa al Benevento. Il Catania adesso non può fallire nel recupero contro il Trapani che si giocherà mercoledì al Massimino. Vincere con i Granata per accorciare dalla capolista è quasi un obbligo per continuare ad alimentare la corsa. Sorrento, Cerignola e Siracusa sono stati dei passaggi a vuoto che hanno condizionato troppo il cammino dei rossazzurri. Toscano deve fare i conti con le condizioni non eccezionali della squadra, con un Di Tacchio che è appena rientrato e deve ritrovare lo smalto, con Jimenez che preferisce la fase offensiva e invece si deve anche adattare per via delle tante assenze rispetto a come questa squadra era stata costruita. Contro il Trapani rientreranno Corbari e Lunetta, Di Tacchio potrà avere un maggiore minutaggio e queste sono le buone notizie. Poi c'è Bruzzaniti, uscito zoppicante a Siracusa ma che non dovrebbe aver avuto nulla di particolarmente grave e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. La squadra si è allenata in mattinata e domani è prevista la seduta di rifinitura. Certo, preparare in così poco tempo un derby contro un Trapani parecchio rivoluzionato ma sempre insidioso non è la cosa migliore, ma il calendario fitto impone di farlo. C'è da cambiare marcia e ritornare a quella vittoria che manca ormai da quasi un mese, dal 25 gennaio e dal 2-0 sul Cosenza, che valeva il primo posto in coabitazione col Benevento. Da quel giorno la frenata rossazzurra. A Catania una folla ordinata e composta ha reso omaggio a Orazio Russo dal primo pomeriggio. In fila davanti alla Camera Ardente, allestita nella Sala Liotru, al primo piano della tribuna A dello Stadio Massimino, tifosi, gente comune e molti ex giocatori ed ex dirigenti del club rossazzurro hanno voluto dare l'ultimo saluto all'uomo e all'atleta che ha legato la sua carriera ai colori del Catania,
club per il quale è stato prima giocatore, poi allenatore e dirigente. I funerali di Orazio Russo saranno celebrati domani pomeriggio in cattedrale, sempre a Catania. Una striscia positiva da record per il Palermo al suo 13° risultato utile consecutivo. La classifica però non cambia. Palermo sempre quarto. Marco Bullà. Nonostante il 13° risultato utile consecutivo, il Palermo resta quarto in classifica, a 4 lunghezze dal secondo posto e a 5 dal primo. Venezia, Frosinone e Monza hanno risposto positivamente alla vittoria dei rosanero contro l'Entella e quindi nei piani alti la classifica è rimasta invariata. Il Palermo quindi vince, convince, ma se vuole fare uno strappo in classifica non può permettersi passi falsi, perché rischierebbe di perdere di vista il treno promozione diretta. Strisce positive sicuramente fanno bene all'umore, al morale e ti permettono di lavorare bene durante la settimana, anche perché c'è stato un turno infrasettimanale in cui siamo riusciti a raccimolare veramente tanti punti e adesso riposiamo un giorno, poi si riparte per mantenere questa imbattibilità. Imbattibilità che passa dalla partita di sabato al Barbera contro il Südtirol, ma lo sguardo dei siciliani sarà anche rivolto alle sfide delle dirette concorrenti. Il Frosinone giocherà in casa contro l'Empoli venerdì sera, il Venezia al Penzo sabato sfiderà il Pescara, il Monza invece giocherà a Carrara. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.